Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Joker Gaming. Allora, continuiamo la nostra carriera qui su Gran Turismo. Eravamo arrivati al secondo menu, centro patenti della B1, giusto? Sì, patente B1. Inizia. Luca, questa volta non ti chiederò di collezionare auto, ma di andare al centro patenti. Ottenere patenti al centro patenti, no, ottenere patenti al centro patenti è un ottimo modo per migliorarsi se si incontrano difficoltà in gara e se hai fiducia in tue capacità e poi probabilmente ti prova cercando di ottenere l'oro in tutte le sfide. Inizia ottenendo almeno un bronzo nella prima sfida, valida per ottenere la patente nazionale di livello B. Torna a me quando avrai in tasca il premio, si tasca il premio, va bene. E come si fa? No, al centro patenti, scusa. Ah, c'è un posto a parte, va bene. O il centro patenti è accessibile. E noi andiamo. Mm, popolare. Cos'è che è popolare? Ciao Joker Game, ti farà piacere sapere che sono arrivate nuove auto. Vabbè. Ah, questa qua, la Civic. Ah, questa è una bella macchinetta, però. 60 passa mila cucuzze. Ah, il Volvo, ma il Volvone. Dopo c'è la macchina dei figli di fiori, il BMW, questa è una bella macchina, 70.000. Appena ho possibilità me la prendo perché quantità limitata. Ma cosa vuol dire quantità limitata? Cioè, ho capito cosa vuol dire, ma cosa voglio dire? Fanno, cioè, dopo che spariscono ritornano o bisogna comprarle solo nuove quando sono esaurite qui? Giusto per capire un attimo, perché è un mondo nuovo per me. Scrivetemi qua sotto nei commenti, e ricordatevi di iscrivervi al canale, di lasciare un bel like e di commentare. Allora, centro patenti, eccolo qui. Sara, questo è il centro patenti. Qui acquisirai le tecniche di guida necessarie a manovrare le auto e le patenti che dimostrano le tue competenze. Completando i test acquisirai molte tecniche di guida e diventerai più forte e più veloce. Inoltre qui potrai mettere alla prova le tue abilità, allenati per diventare insuperabile in questo mondo. Bene, coinvolgente. Vabbè, la B è quella più semplice. Abbiamo la B internazionale, la internazionale e la super patente. Bene. Ti do il benvenuto al centro patenti. Sono Daniel Solis, istruttore per patente nazionale B. Sono anche un pilota di Gran Turismo Regione Nord America. Qui potrai migliorare le tue capacità partendo dalle basi come guida, strzata e frenata. Va bene. Dai, proviamo. Bah, lasciamo stare tutorial, non ha importanza. Partenza e frenata 1, va bene. B1 la partenza e frenata, devi accelerare e partire in linea e fermarti nell'area di traguardo, va bene. Rilassi, mantieni la traiettoria, scegli il punto di riferimento per frenata al lato del circuito. Quando avrai raggiunto quel punto freno fino a far fermare l'auto del tutto. Chiarissimo. Classifica. Non si sa. Va bene. Impostazioni. Impostazioni aiuti. Quanto saranno i soliti 100 metri? Prendiamo i 100 metri. L'argento. Sono partito un po' male. Proviamo, vediamo se possiamo prendere.
fatto a malissimo. Infatti. Dai, proviamo a 400. Ah, ma accidenti, riprova. Dai, proviamo l'ultima volta. No, niente. Va bene, dai, ci accontentiamo dell'argento. Non è il massimo, però dai. Esci. Dai, magari riusciamo ad arrivare a 42 km, eh. Che cosa succede? Boh, lo scopriremo. L'argento va benissimo, dai. Bronzo, se si può evitare, meglio, dai. Sempre dritto, va bene. Partenza fermata, va bene. L'auto più veloce, B1, rimane lo stesso. La spinta focalizza la frenata in B1, l'unica differenza è che guida con un'auto più veloce. Devi fare un po' più di anticipo, buona fortuna, va bene. Se prima mi fermo. Oh, ho preso l'oro. Bene. Esci. Al primo colpo. No, inizia. No, aspetta un attimo. Opzioni. Ah, eccolo. Esci. Sbagliato. Esci. Successivo. B3. Cosa che... Beh, sono 10. Va bene, dai. B3. Sterzata 1. Alsace. Vedremo la tua stazione, curva a destra. Partiamo in base di curva per effettuare questa curva a destra semplicemente usando il volante. Assicurati di restare in pista, concentrati sugli angoli di manovra e i tempismi della curva, va bene. Inizia. E abbiamo una... Oh sì. Fatta malissimo. No, 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 no. Riprova. No, no.
perfetto. Esci. Pensavo fosse da frenare un po', invece mi sono sbagliato. Sì, ma se andiamo avanti un chilometro al colpo, ora che arriviamo in cima a 42, non rompe le scatole però sto qua, dico la verità. Basi frenata, va bene. B4 mi ha frenata, base stralzata 2, proprio la stessa cosa del B3, ma con un'auto più veloce, va bene. Io tengo la stessa curva che penso che guidi un'auto più veloce. Cerca che non, significa che non puoi prendere curva alla velocità massima, decelera un po' o frena prima di svoltare. Va bene, va bene. Vediamo, vediamo. L'Audi, ah l'Audi TT? 11 e 6. Riproviamo, vediamo se riusciamo a cagliare quel decimo, poco più. No, no, niente. Qui più che frenare, no. Dai, proviamo un'altra volta, l'ultima. Facciamo 3 volte, dai. Niente, argento. Va bene, ci accontentiamo dell'argento. Ah, curvette proprio, va bene. Sterzata 3 Tsukuba. Bella pista Tsukuba, se non me la ricordo male. Solis, bici con sterzata frenata, quindi hai lungo una serie di curve consecutive. Trova il ritmo giusto per sterzate e usa l'ampiezza della pista. Va bene, inizia. Il primo premio è a 12 secondi. Oh, quelle auto bianchi. La mitica auto bianchi. No, per 6 centesimi. No, non esiste. Ah, ecco. Esci. 6 centesimi non è una cosa che mi piace. Adesso abbiamo la Fairlady, è una bella ma stessa, vabbè. È la stessa solo con un'auto più veloce. Scommettiamo che ce lo dice? Sti stornanti con un'auto più veloce, va bene, inizia.
accidenti. No, 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 no. Accidenti, ma veramente va via dove vuole sta qua, Devo girare subito. Ma mi parte di culo, allora. Beh no, riproviamo, dai. Almeno l'argento. Accidenti, oh, 3 centesimi. No, dai, sennò mi prolungo troppo. Ne abbiamo su altre 4 guide, dai. Questa invece cos'è che porta? Sterzata 5. Le basi a frenata per le curve. Si focalizza sulla frenata di ridurre la velocità prima di entrare in quel tornante. Trova il momento giusto per premere il freno. Proviamo, dai. E che Dio ce la mandi buona. No, niente. Proviamo. Oh signore. Proviamo così ora. Va bene, dai. Vabbè, ci accontentiamo dell'argento, Solis. B8. Monte Panorama. Poi è una bella curvetta bastarda, ma tanto bastarda. Sì, è quella che dico io. Dove trovare dei riferimenti visibili sul tracciato che ricordano quando frenare. Assicurati di accelerare a sufficienza prima di entrare in curva, è la chiave di un buon tempismo. Vabbè, ma tra dire e il fare. Oh sì, no, no, no.
13,8. Io ho fatto mezzo secondo e no, poco. No, per 2 centesimi. Dai, riproviamo, dai. Tra le 17, dai. Va bene l'argento. Allora, la Civic, bella macchinetta. Basi sterzata 7, lavorare sul padroneggiare le curve media bassa velocità. Questa è la sfida che richiede di affrontare due curve. La prima velocità media, seguita da una velocità bassa e una seguita da una velocità bassa. Per mantenere l'auto stabile, sicuramente che si muove in linea retta, non quando freni. Mm. Impostazioni. No, via. Via ABS, via control, boh, perfetto. Poi vediamo cosa succede. No, no, devo... Aspetta. No, esci, devo farlo da qua. Impostazione, aiuti. ABS, paradefinita. Posso togliere la... Sì, dai, perché sennò... Fatta da bestie. No. Almeno l'argento. No. Beh, avevo fatto un... Il primo pezzo non l'avevo fatto bene. Dai, l'argento, dai. Devo solo trovare il punto giusto, basta provare a riprovare. Prima o dopo ce la fai per forza.
Nella B1 e la B9, complimenti. L'esame finale, superare la patente sarà tua, ci sei quasi, un ultimo sforzo. Va bene, vediamo. Va bene, eccoci qua, esame finale, passa questo esame tra la patente nazionale B, va bene, poi affrontare una serie di curve e usa fluidità tecnica imparare fino a qui per affrontare ogni curva il meglio possibile, va bene. Ottieni almeno il bronzo, questo esame ci va bene. Io punto all'argento, almeno a quello. Dove cazzo vai? Perché sei andato di Asco? Perché mi fai giusto? No, riprova. Vediamo se riusciamo a abbassarlo un altro po', se no. Mi accontento del bronzo. Ah, presa male la curva. Devo tagliarla prima. No, niente da fare. Ho troppa fretta. No, l'avevo fatta. No, non sbaglio sempre quella curvetta di merda lì, ma perché? Dai, l'ultima volta, dai. Vediamo se riusciamo. Ma no, lasciamo stare. No, niente, dai, mi fermo qui, perché sennò. L'abbiamo presa, l'importante è quello. Bene. Un auto nuovo omaggio è stato inviato al tuo garage per festeggiare.
credo sia quella lì. Sono Koch sì, Lopez, istruttore per la patente nazionale. Ah, sono anche pilota di Gran Turismo in quel garage della mia patria, la Spagna. Bene. Quando avrai superato le prove delle A1 e delle A10 ti sarà scelta la patente nazionale A. Solo un piccolo consiglio prima di iniziare: hai utilizzato la funzione frenata automatica? Se così ti suggerisco di provare a imparare a guidare senza di essa, va bene. Otterrai giri più veloci se lo fai. Va bene, intanto dobbiamo ritornare. Menu. Caffè. Ma ottimo, hai fatto esattamente il momento chiesto. Conosco già Daniel Solis e altri suoi istruttori dei centri patenti. Quei ragazzi che gareggiano nel Gran Turismo Championships. Daniel, istruttore per patente nazionale B, rappresenta gli Stati Uniti. Puoi guardare gli istruttori in azione su Gran Turismo Live. Va bene, ora sarà meglio che ti consegni la tua ricompensa, prendila pure. Circuiti mondiali, Goodwood. Mondiali, Brands Hatch, va bene. Collezione compatte europee classiche, vediamo che cos'è, diamo una collezione compatte europee classiche, le abbiamo la 500, la Mini Cooper, la Volkswagen del 66. Tutta robetta recente, insomma, va bene. Ricompensa, biglietto ufficiale, biglietto roulette, va bene. Allora, nel prossimo episodio faremo il menu. Dunque, ogni episodio sarà un menu. Però adesso voglio andare qui e spacchettarmi un po' di almeno quelle che ci hanno regalato. Partiamo dal fondo. Sì. Vediamo. Ah, ci danno praticamente le macchine che... Le auto che abbiamo vinto nel Gran Turismo, My First Gran Turismo, sono 18. La Jimny. Si può girare la macchina in qualche maniera? Ok, no. La Copen 02, questa non era male. Sì. Invece gli altri biglietti che prenderemo, ogni tot ne farò uno. Sì. Cos'è che abbiamo vinto qua? La Sprinter Trueno. Questa è una bella macchinina. Niente da dire. Sì. La Pallas. Il Citroën Pallas del DS21 del 70. C'è chi sa e chi mente, come sempre, anche qui. La Evolution, bella, 300 cavalli, 4 VD. Qui abbiamo la RT del 70. Bene, 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 bene. Il garage, NSX Type del 92. Quanti ne abbiamo? No, dai, ne abbiamo altre 9. La 308. Ah, la Ferrari. Bella, bella, bella. Le 75. Qui cos'è là? Un Audi? Ah, la TT 3002. 200 qua, 400. Dobbiamo stare attenti ai punti prestazione perché sono molto esigenti in certe gare. 529, 1200 kg, va bene. Rosso Siviglia, la Countach, questa è una signora macchina.
Comunque guidare col joystick e guidare col volante sono due cose completamente differenti. Me ne sto rendendo solo ora perché anche non l'avevo mai utilizzato. Cioè, la prima volta che guido col volante ho sempre guidato col joystick, quindi sono due esperienze completamente differenti. Infatti farò di quelle cappelle che sono impressionanti. Abbiamo visto la Mini Cooper, adesso la M3. Ah, è quella che avevo visto prima, la M3 dell'89. Bene, bene, bene. La R32, anche questa è una signora macchina, niente da dire. Sul Red Premium Metallic, anche questa è una bella macchinina, 130 cavalli, ma ben spremuti. E il Volvone, ecco qua. Il 240, il Volvo, chi se lo ricorda? Una macchina da guerra. No, scusa un attimo, fermi, non ho... Dove è andato il... No, vabbè, omaggi 1, sì. Naturalmente qui ci sono il Volvone. Dov'è? Dov'è il Volvone? Sprinta, Italia, adesso Svezia, se non mi ricordo. Ah, ecco qua, Svezia. No, io volevo vedere. La gamma 240 aveva debuttato nel 74 con la 244 4 porte, la 242 4 porte e la 245 6 porte. No, ma io volevo... No, non devo vederla qua. Cambia, eccolo qui, il Volvo Han 111, no, non avevo visto bene quanti cavalli aveva. E qui possiamo ordina per punti prestazione. Risolto il problema. Questo è quello più in più. 5, mi ricordo che andava, girava bene. Va bene, signori. Allora, io mi fermo qui. Come sempre, vi invito a iscrivervi al canale, di lasciare un bel like, di commentare e condividere in modo che sia me serie il canale. Mi raccomando, la campanellina, attivate tutte le notifiche in modo che, come si dice, in modo che riusciate a vedere tutti quanti i video. Grazie ancora per la visualizzazione, al prossimo episodio da Joker Gaming.